cambiato tutto. La scorsa stagione è stata una stagione breve, intensa, senza pubblico. Non c'erano le emozioni che ci sono adesso. Abbiamo vissuto un'estate meravigliosa legata allo sport. E adesso la meravigliosità di questo sport è che è tornato il pubblico. E ovviamente il pubblico fa sempre la differenza. E inizia la stagione 2021-2022 della Rotoplas Volano Volley. Amiche ed amici sportivi di Volano Volley, buonasera e bentrovati da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Pala Lovato di Gorle in provincia di Bergamo per la prima giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Warmore Volley Gorle e la Rotoplas Volano Volley. La squadra di Luca Parlatini ha fatto una vera e propria rivoluzione perché ha cambiato tantissime giocatrici. Ne hanno riconfermate soltanto 3: Jessica De Val, Blerona Tasciolli e Livia Tresoldi. Per il resto è tutta novità in questo enorme sacco delle bianco-rosse. Non è cambiato il nostro main sponsor, Rotoplas, che anche quest'anno accompagnerà la nostra società per questa lunga stagione. Abbiamo l'appoggio quest'oggi di un nuovo sponsor tecnico, ovviamente mi sto riferendo ovviamente a quello di Night Squared, che per i prossimi 3 anni accompagnerà le nostre casacche. E adesso le squadre hanno lasciato il terreno di gioco e siamo pronti ovviamente per iniziare questa stagione. E devo assolutamente mandare un saluto anche al nostro Alan Berloff, che anche questa stagione ci accompagna in qualità di regista. E diciamo che, Alan, detto tra noi, è emozionante ritornare ad avere il pubblico qui e speriamo anche che la prossima partita, che sarà, vi ricordo, sabato prossimo contro Busnago, tante persone vengano a trovarci, perché anche le ragazze del Volano Volley hanno bisogno dell'appoggio del pubblico. Ricordiamo che per entrare all'arena biancorosa sarà obbligatorio il Green Pass, l'obbligo di mascherina e, altra cosa importante, la prenotazione, perché i posti a disposizione sono abbastanza bassi. La novità di quest'anno della Rotoplas Volano Volley è che quest'anno sfoggia una nuova maglietta rossa per le partite in casa e nera con scritte dorate per quelle in trasferta. Come potete vedere dall'inquadratura in lontananza, comunque quando tra un po' entreranno in campo le noterete un pochettino meglio, però è una differenza abissale rispetto alla scorsa stagione, perché la maglia da titolare era veramente bianca. Quindi radical chic, possiamo dire così, cambiamento radicale per la nostra società bianco-rossa, che veramente... Allora, intanto poi ovviamente vi presenteremo i roster con un video, ovviamente nella pausa durante i set, però intanto ve li presento ovviamente a parole. La novità comunque di quest'anno è che, come abbiamo detto, sono ben 7 le novità di giocatrici. Adesso vediamo come scenderanno in campo. Ovviamente credo che il saluto è rimasto quello invariato della scorsa stagione, cioè le ragazze stanno sulla linea di seconda e fanno l'applauso guardandosi dritte negli occhi, e ovviamente poi le squadre saluteranno tutte insieme. Allora vi presento intanto le ragazze che quest'anno parteciperanno alla stagione 2021-2022 della Rotoplas Volano Volley. Numero 2 Jessica De Val, la riconfermata centrale. Aurora Bonafini, palleggiatrice. Numero 3 novità del libero Anna Cramerotti, che passa dalla Serie C alla Serie B1, quindi la novità anche per lei. Blerona Tasciolli, opposto 2001, confermata dopo la breve esperienza della scorsa edizione. E ovviamente un'altra riconferma, anzi scusate, in realtà non erano 3 ma 4 le riconfermate: Livia Tresoldi, centrale 98, numero 7. E poi Emma Galbero, che quest'anno col numero 8, oltre a cambiare il numero dall'11 all'8, prende anche in eredità la fascia di capitana di Martina Bogatek e di Valentina Barbolini.
per la quarta stagione in Serie B1 della Rotoblast Volano Volley. Rosita Civetta, numero 9, palleggiatrice. Il libero titolare Elena Pierobon, che quest'anno prende in eredità il ruolo lasciato vacante dalla nostra Marta Scannavacca, che mandiamo un grande saluto, che speriamo vivamente che un giorno possa venire a ritrovarci in palestra, che ci farebbe davvero molto piacere. Aurora Tomasi, numero 11, centrale. La numero 12, Caterina Puknik, grande passato nelle file dell'Argentario, quest'anno invece per la prima volta impianta nella nostra società biancorossa. Carlotta Pietrusiello, numero 13, e chiudere Alice Bellini. Entrano in campo le formazioni. Si parte con la numero 3, Aurora Bonafini, che Jessica De Val è la seconda ad entrare. Poi Carlotta Petrusiello, numero 13. Poi Caterina Puknik, numero 12. Livia Tresoldi, numero 7. Emma Galbero, capitana, numero 8. E il libero Elena Pierobon, numero 10. Lo speaker è un po'... E quanto mancava il sostegno del pubblico, veramente. E adesso le ragazze della Warmoor Volley Gorle. La numero 16 Martina D'Agata, numero 10 Elisa Manzano, poi la numero 3 Ilaria Anello, poi numero 17 Alice Teli, numero 11 Daniela Pilepic, e il libero, se riesco a leggere bene il numero, perché c'è il numero 14, il libero, ne manca una sicuramente che probabilmente non ho citato, che probabilmente mi è scappato. Adesso vediamo i numeri di maglia, qual è che per errore ho saltato. Vediamo se... la numero 8 Ilaria Sala, ecco. Perfetto, scusate, però è l'emozione del primo, di tornare a commentare in diretta le partite. E la prima palla Aurora Bonafini per l'inizio della stagione 2021-2022 della Rotoblast Volano Volley. E adesso, ragazzi, appena quella palla verrà battuta verso la rete, scatenate l'inferno, perché da adesso si riaccendono i motori. Aurora Bonafini, il primo servizio andato. Aurora, primo punto per la Warmoor Volley Gorle sul fallo di invasione. 1-0 per la squadra casalinga. Elisa Manzano al servizio adesso per la formazione nero-arancione. Battuto su Piero Bon, Bonafini, Galbero. Primo punto della capitana. 1 pari adesso il punteggio. Emma Galbero al servizio. Prima partita da capitana da quando è in pianta stabile al Volano Volley. Pronta Emma Galbero. Il suo servizio. Ha servito sulla numero, credo, 16. Attenzione, la palla murata. Out di Petrusiello. Secondo punto per il Warmoor Volley Gorle. 2-1 il punteggio. Per adesso punto su punto. Adesso Ilaria Anello alla battuta. Battuto il servizio su Puknik. Bonafini, Petrusiello. Buona la difesa della Warmoor. Adesso l'attacco vincente di Alice Teli. 3-1 adesso per il Warmoor Volley Gorle.
Ancora anello al servizio per la formazione arancio-nera. Attenzione adesso. Il servizio. Messa in difficoltà Puknik, Bonafini. Leval. Preso un attimino in controtempo. Attenzione all'attacco. Puknik in difesa. Bonafini. Emma Galbero vincente. 2-3. E posso dire è emozionante risentire il pubblico applaudire. Quello che veramente mancava in questo terribile anno di pandemia proprio. Non avere il pubblico agli stadi e ai palazzetti, che è sempre l'uomo in più per le squadre. Deval al servizio, che lei funestata da molti infortuni durante la scorsa stagione. Adesso può tornare a giocare. Ti saluta Marta. Grazie Marta per il saluto. Torna presto a trovarci, che ti accogliamo sempre a braccia aperte. 4-2 il punteggio per la Warmur Volley Gorle. Per adesso 2 punti separano le due formazioni. Intanto vi informo, gli arbitri dell'incontro di oggi sono il primo arbitro Angela Di Bari e il secondo Deborah Vangone. Petrusiello 3-4. Adesso 3-4 il punteggio. Al servizio va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Carlotta Petrusiello. Vediamo il servizio della giovane opposta. L'ausilio del net. Attenzione, prova di seconda. Galbero salva. E 3 soldi non riesce a chiudere. Attenzione, free ball adesso da sfruttare Puknik. Bonafini, Livia, 3 soldi. Salvataggio di Swagger. Puknik adesso, un'altra free ball. Rotoblast che non si conclude nel migliore dei modi. Piero Bonafini. Caterina Puknik. Attenzione adesso dall'altra parte. Salva Emma Galbero. Bonafini. Livia 3 soldi con la mano di richiamo. Ancora la Warmur. Petrusiello in difesa. Bonafini. Puknik. Salva Puknik 2 volte. Attenzione Galbero. Bonafini. Petrusiello. Puknik. Bellissima azione. Bellissima azione. Bellissima azione della Rotoblast. Bellissima davvero. Veramente ottimo il modo. 4 pari. E adesso ancora Petrusiello al servizio. Primo punto nella fila Rotoblast anche per Caterina Puknik. Bonafini adesso. Caterina Puknik. La palla è out, sì. Pellettino out questa palla, direi di sì. Ha chiamato il taxi il secondo. Non di questo avviso il primo arbitro. 5-4 il punteggio per la Warmur. Puknik impalloneto vincente. Di nuovo la parità. Ancora parità adesso. Piero salva. Bonafini. Carlotta Petrusiello, Murata, out! Prima volta in vantaggio la Rotoblast. 6-5 il punteggio. Sesto punto anche per la Warburg, che adesso ripareggia i conti. Chiedo scusa se sono un attimino in silenzio, ma sto facendo un piccolo
ritocco qui nella mia postazione, che abbiamo fatto un pochettino le corse. Livia deve salvare. Attenzione oh, attenzione Bonaffini. Galbero, out. Di nuovo in vantaggio la Warmur col punteggio di 7-6 adesso. Attenzione, il servizio della Warmur. Riceve Emma Galbero, Bonaffini. Puknik. Caterina Puknik, 7 pari. Livia Tresoldi adesso al servizio. Pronto il servizio. Attenzione, la Warmur in attacco. Out. Sì, out. Non c'è il tocco di Caterina Puknik. Di nuovo in vantaggio la Rotblast. Siamo sull'8-7 adesso. Livia Tresoldi al servizio. Vediamo il suo servizio di Livia. A fil di è andata bene. Out. 9-7 il punteggio. Sono stato un attimino zitto perché volevo capire se c'era un qualcosa di sbagliato servizio di Livia oppure, ma in realtà no. 9-7 il punteggio. La palla era semplicemente out. Pronto Livia, di nuovo al servizio. Stavolta la manda out. 8-9 il punteggio. Rientra Piero Bon proprio per Livia. Martina D'Agata dovrebbe essere al servizio adesso. Emma Galbero riceve. Bonaffini. Caterina Puknik. Smorzato il suo attacco. Attenzione adesso. Murata di Emma, out. Peccato. 9 pari il punteggio adesso. Sì, comunque era Martina Agata in battuta. Purtroppo i numeri piccoli dalla nostra postazione fanno una grande fatica a leggersi. Pronto il servizio. Sempre su Emma Galbero. Aurora Bonafini. Jessica De Val. Una fast micidiale. 10-9 il punteggio. Allora, al servizio va la nostra palleggiatrice Aurora Bonafini. Vediamo il servizio. Attenzione la Warmur. Il pallonetto De Val ci prova ma non riesce a salvare. 10 pari il punteggio. Adesso al servizio dovrebbe andare la numero 10, Elisa Manzano, in battuta per Warmur Volley Gorle. Battuto il servizio, Piero Boni in difficoltà, De Val pure e Petrusiello tocca l'asta. Vantaggio Warmur Volley Gorle. 11-10 il punteggio. Al momento partita equilibrata e i due coach non hanno voluto chiamare nessuno di due un time out ancora. Servizio Emma Galbero, free ball, attenzione adesso la Warmur, murata da De Val. Vediamo adesso di nuovo l'attacco. Puknik che ha disinnescato una bomba paurosa. Petrusiello in pallonetto non riesce a concludere l'attacco. Piero Bon con l'ausilio del muro. Emma Galbero. Di nuovo la parità. 11-10. Siamo parità. E che meravigliosi sono questi cori, veramente bellissimi. Battuto il servizio di Galbero.
Attenzione. Fallo contro la Rotblast per invasione. Vediamo il servizio. Puknik in ricezione. Petruziello. Carlotta Petruziello. Di nuovo parità. 12 pari. Vai Jess! Jessica De Valle adesso al servizio. Vediamo il servizio di Jessica. Con l'ausilio del net va nell'altra metà campo. Pallonetto. Attenzione. Out. Nettamente out. Di nuovo vantaggio Rotblast. 13-12. Adesso siamo sul 13-12. Ancora Jessie al servizio. Vediamo il servizio. Sbagliato stavolta Jessica. 13 pari. Adesso di nuovo la parità. Adesso al servizio per la Warmur va la numero 17 Alice Teli. Ha tutto il servizio su Emma Galbero. Bonafini. Carlotta Petruziello. Piero Bonsalva. E sbaglia il palleggio Aurora Bonafini. Vantaggio Warmur. Di nuovo in vantaggio la Warmur. 14-13. Pronto al servizio ancora Alice Teli. Servizio su Emma Galbero in difficoltà. Puknik salva e Bonafini manda dall'altra parte. Free ball che purtroppo sfrutta e le ragazze Carlotta ha avuto un gesto di stissa per un attimo con l'arbitro. Le ragazze l'hanno dovuta placcare. 15-13, doppio vantaggio e primo time out per la formazione di Luca Parlatini. Partita davvero molto equilibrata. Adesso c'è stato un piccolo vantaggio da parte della Warmur e ovviamente c'è anche da ammettere che le prime partite sono sempre così. C'è l'emozione della prima volta, ma anche l'attenzione di rischiare di sbagliare. E questo potrebbe, forse nel caso di Carlotta, magari perdere un attimino il filo della ragione. Però la stagione è lunga e anche la partita è lunga comunque, perché siamo solo al primo set della prima giornata e ne abbiamo da giocare tantissime, ma veramente tantissime, perché non sono 10 come la scorsa stagione. Questa volta sono almeno 22. E adesso vediamo come andrà questa stagione. Come abbiamo detto, cambiamento radicale di questa società. E adesso si ritorna in campo, pronti a rigiocare. Puknik un pochettino in difficoltà. Galbero in bagger. Caterina Puknik aveva provato questo attacco. Attenzione, Livia Tresoldi in bagger. Aurora Bonafini. Carlotta Petruziello messa ancora un po' in difficoltà. Ancora Carlotta, vincente l'attacco. Si è riscattata Carlotta subito. 14-15. Vai Carli! Vai raga, dai! E adesso dimezzato lo svantaggio. E adesso bisogna servizio di Petruziello sul libero. Attenzione, Bonafini che salvataggio con una mano. Puknik, che tuffo ha fatto la Warmur per salvare. Sbagliato l'attacco. Provato con un gestino a far cambiare opinione all'arbitro, però nettissima che nessuno l'ha toccata. Di nuovo la parità al palla Lovato di Gorle. Siamo in provincia di Bergamo.
Davvero per il momento un set veramente molto bello ed equilibrato. Ancora Petrusiello al servizio. Il libero, attenzione, free ball, bisogna sfruttarla adesso con buona fine. Livia, 3 soldi. Ancora una free ball adesso. Dai, vediamo di sfruttarla con... Neanche stavolta va a buon fine l'attacco, che invece sfrutta la Warmore, che ritorna in vantaggio 16-15. E adesso il servizio per la Warmore va alla numero 11, Daniela Pilepic. Tutto il servizio. Caterina Pucnica a ricevere Bonafini. Livia, 3 soldi. Smorzato l'attacco a sfiorare il lampadario. Attenzione con l'ausilio del net. Difende Petrusiello. E poi Emma Galbero attacca out. 17-15. Ritorna. Torna di nuovo in vantaggio. Torna il doppio vantaggio per la Warmore. Vediamo adesso di nuovo il servizio di Pilepic, che non è stavolta vincente l'attacco. C'è stato il tocco. Proteste delle giocatrici della Warmore. 17-16 punteggio adesso. Caterina Pucnica adesso al servizio per la Rotoblast Bolano Volley. Vai Cate. Caterina, che vi ricordiamo la scorsa stagione era tra le file dell'Argentario. E arriva l'Ace. Parità. Di nuovo la parità. 17 pari. Vediamo adesso il servizio ancora di Caterina. Pronto il servizio. Attenzione, ancora un po' in difficoltà la difesa. La ricezione della Warmore. Bonafini. Emma Galbero. Un altro errore per Emma Galbero. Mi sa che è pronto il cambio. Sì. Entra Alice Bellini e esce la capitana Emma Galbero. Adesso dobbiamo capire chi è la nuova capitana adesso in campo. Dovrebbe diventare Deval. Mi sembra di aver visto il 2 basta, non l'1-2. Purtroppo mi sa di avere ancora un po' gli abbagli. La ruggine dell'estate. Quindi Pucnik il nuovo capitano, intanto che Emma è fuori. Livia, 3 soldi. Mamma mia, che che difesa. Caterina, anche lei si deve sforzare. Bellini concede una free ball. Attenzione. Attacco smorzato dal muro. Bonafini. Piero Bon. Alice Bellini in pallonetto. Attenzione. Stavolta l'attacco è vincente della Warmore. E adesso siamo 19-17. Ci stiamo avvicinando. Allora ci stiamo avvicinando sempre di più alla conclusione di questo primo set di questa nuova stagione. Alice Bellini riceve. Bonafini. Troppo in difficoltà la Rotoblast. Concede una free ball. Attenzione alla Warmore che vincente l'attacco. 3 punti di vantaggio adesso, 20-17. Luca mi sa che è pronto a chiamare il suo ultimo time out. Infatti è così. Secondo time out per la Rotoblast, che adesso c'ha 3 punti da recuperare, quando mancano invece alla Warmore 5 punti per concludere questo primo set. Allora vi ricordo che questa è la prima giornata del nuovo campionato di Serie B1. È il girone B. Rotoblast che partecipa per la quarta
annata consecutiva a questo campionato, dopo che aveva conquistato la promozione alla fine della stagione 2017-2018 in Serie B2. Adesso rientrano le squadre in campo. Siamo sul 20-17. La formazione è rimasta invariata, tranne il cambio di Emma Galbero, che ha lasciato il campo per Alice Bellini dopo gli errori in attacco. Piero Bon riceve Bonafini. Livia Tresoldi vincente all'attacco, 18-20. Allora adesso siamo a 2 punti di distacco. Livia Tresoldi adesso. Vediamo adesso il servizio di Livia Tresoldi, che vi ricordiamo l'anno scorso è entrata a stagione in corso alla 5ª giornata. Palla out, 21-18. Tornano i 3 punti di ritardo tra le due formazioni. Attenzione, pronto il servizio dalla Warmur. Caterina Puknik, Bonafini, Bellini in pallonetto, salva in difesa la numero 17, come salva Petruziello per la Rotoblas. Bellini murata, Bonafini stavolta per Petruziello, sbagliato l'attacco. 22-18. Purtroppo siamo sul 22-18 adesso. La Warmur che ha preso un altro punticino di vantaggio. Battuto il servizio, Puknik, Bonafini, Puknik. Attenzione adesso la Warmur, un altro punto. 23-18. La Rotoblast in questo finale purtroppo è andato un attimino in tilt, ma cerchiamo comunque di essere fiduciosi che magari questa squadra ci potrà comunque sorprendere. Vediamo il servizio, riceve Bellini, Bonafini, ancora Bellini, out, ancora una volta l'attacco. 24-18. Ci sono 6 palle set per la Warmur per chiudere il discorso primo set e portarsi a casa questo primo set di campionato. Puknik deve ricevere, Bonafini, Bellini in pallonetto. La Warmor adesso che può chiudere con un pallonetto che salva Bonafini e ancora Bellini, ancora una volta difeso il suo attacco. L'attacco, Petruziello salva Bonafini, ancora Bellini, difende il libero. L'attacco con l'ausilio del net non va a buon fine. Puknik, murata, Deval salva, Bonafini all'indietro, quindi Bellini free ball. Attenzione l'attacco in out. Sembrava in campo, no, invece out. Dai, su! Adesso bisogna comunque costruire un bel parziale adesso per tenere a galla il set, perché comunque ce ne sono ancora 5 da recuperare. Però il primo set ball è stato annullato. Bonafini ha ricevuto il libero, sbagliato ancora l'attacco della Warmur. 20-24. Forse coach Rossi potrebbe chiamare il primo timeout, che arriva adesso infatti, per cercare di spessare questo momento della Rotoblast. 20-24 adesso. La Rotoblast che per riuscire a portarsi a casa almeno il set, a salvare un po' il set, deve assolutamente fare almeno altri 4 punti per portarla almeno in vantaggi. Per chi non conoscesse il mondo della pallavolo, vi ricordiamo che la prima squadra che arriva a 25 punti vince il set. Però in caso di 24 pari, ovviamente la squadra che riesce a totalizzare per prima 2 punti consecutivi porta a casa la vittoria. Anzi scusate, non 2 punti consecutivi, ma almeno avere 2 punti di vantaggio. Aurora Bonafini ancora al servizio, il punteggio di 24-20. Messa quasi a fin di rete questa palla, ma alla fine
Il muro è out e quindi 25-20 il punteggio. Il primo set se lo aggiudica la Warburg Volley Gorle, che il primo set della nuova stagione Rotoblast è a favore delle avversarie. Allora, noi bisogna adesso resettare il cervello e ricordarci che tra poco si ritorna al secondo set. Allora noi, siccome siamo stati un pochettino lenti coi tempi durante le prepartita, allora noi vi concediamo questo video per presentarvi le ragazze della Rotoblast Volano Volley. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Ecco la presentazione ufficiale del roster della Rotoblast Volano Volley, di nuovo in diretta dal Pala Lovato di Gorle in provincia di Bergamo. Primo set che si è concluso, come vi ricordo, per 25-20 in favore delle avversarie, che adesso comandano la partita. E ovviamente, come è successo nella scorsa stagione, il primo set della nuova stagione si è concluso con una piccola sconfitta. Però, come si dice in gergo, la partita è lunga, bisogna vincerne 3. Quindi c'è ancora tempo, ovviamente. Rientrano le squadre in campo. Allora, vediamo un po' le formazioni della Rotoblast, che rientra con lo starting six del primo set. Quindi Bellini ritorna in panchina e torna in campo Emma Galbero, che speriamo che la nostra capitana torni ad attaccare come la conosciamo, perché lei è davvero, può essere davvero molto importante il suo contributo. Però c'è anche da dire che la formazione di quest'anno è completamente rivoluzionata, quindi ci può anche stare che i primi set di questa stagione possono essere un pochettino traballanti. Battuto il servizio di Martina D'Agata, servizio battuto bene, ma Emma Galbero, dopo mezzo set in panchina, ritorna ad attaccare. Il primo punto è suo, la capitana Emma. Primo punto del secondo set, 1-0. Aurora Bonafini adesso al servizio per la Rotoblast. Vediamo il suo attacco della numero 17, Murata. Attenzione, Ateli, salvato ancora Bonafini. Free ball di Petruzziello. Sala, l'attacco salvato di Piero Bon. Pallonetto, Emma Galbero salva. Free ball ancora.
e stavolta vincente. Uno pari. Allora, siamo sull'1 pari. Punto a punto al momento. Servizio della numero 10, Manzano, la giocatrice più veterana di questa partita. Pallo netto vincente. 2-1 il punteggio. È l'unica giocatrice 1985. Quindi è la Emma Galvero. Il suo servizio. Battuto il pallonetto. Emma si è dovuto inventare un attacco da quella posizione. Buona. Fini ci ha provato. Elena Pierobon ci ha provato, però non è andata a buon fine la sua difesa. Peccato. 2 pari. Il servizio adesso è affidato alle mani della numero, se riesco a vederlo, purtroppo solo laterale, dove sta battendo la numero 3. Sì, era la numero 3 al servizio, quindi Ilaria Anello. Vantaggio della Warmore. Servizio proprio ancora della numero 3, Ilaria Anello. Palla in campo. Sì. 4-2 il punteggio. Elena ci ha provato a chiedere la palla out, ma anche dalla mia postazione purtroppo bisogna confermare anche essere sportivi, che la palla era in campo. Attenzione adesso. Ancora Anello. Puknik a ricevere. Petruziello in pallonetto vincente. Adesso siamo sul 3-4. Jessica De Val al servizio. Jessica De Val al servizio. Battuto il servizio. Attenzione alla Warmore che passa tra asta e muro l'attacco, e siamo sul 5-3. Allora, al servizio va adesso Alice Teli. Battuto su Puknik. Arriva l'Ace. 6-3 adesso il punteggio. Forse Luca potrebbe chiamare il primo time out già del secondo set, dopo solo 9 palloni, e infatti è così. Time out per la squadra di Luca Parlatini, che dopo aver iniziato un attimino col vantaggio adesso si sta ritrovando la Warmore ad attaccare a pieno organico e a pieno un posto, e adesso conduce per 6-3 la Warmore al doppio dei punti della Rotoblast. Vediamo se le nostre ragazze riusciranno a compiere la rimonta, o se la Warmore, come è stato nel finale del primo set, magari provano a scappare. Allora, di nuovo pronti a rientrare in campo. Ancora Tele al servizio. Stavolta in campo la palla. Ha provato a battezzarla fuori Caterina, ma non è andata a buon fine. Un altro ace. Prende un altro piccolo vantaggio la Warmore. Cambio per la Rotoblast. Entra Bellerona Tascioli per Carlotta Petruziello. Quindi cambiano gli opposti.
Battuto il servizio di Teli. Emma Galbero ha ricevuto. Bonafini attacca Puknik senza successo. Pallonetto. E arriva il fallo di Piero Bon, che infiscano una doppia. Adesso ci sono 5 punti di ritardo. Andiamo al servizio, sempre su Emma Galbero. Bonafini. Purtroppo la palla era complicatissima per Bonafini. E purtroppo arriva il nono punto per la per la Warmore. E adesso un altro time out per la Rotoblas. E adesso Luca, 6 punti da recuperare. E dopo sole 12 azioni non ci sono più time out. Quindi adesso si dovrà andare avanti solo con le proprie forze. Quindi vediamo adesso se pronto già a rientrare la Warmore. Adesso rientra la Rotoblast. Vediamo il servizio di nuovo di Teli. Ancora su Piero Bon. Bonafini. Blerona, Tasciolli. Attacco vincente. Entra anche Blerona nel tabellino dei punti segnati. Blerona adesso al servizio per la Rotoblast. 9-4 punteggio. Andiamo al servizio. Attenzione adesso l'attacco della Warmore. Passa in mezzo alle mani di Puknik. 10-4 il punteggio. Daniela Pilepicca al servizio. Allora siamo sul 10-4. Pilepic al servizio. Free ball regalata. E Manzano non si fa pregare. 11-4 il punteggio. Adesso ancora Pilepic in battuta per la Warmore Volley Gorle. Che fino adesso sta comunque giocando una grande partita. C'è poco da dire. Livia stavolta però il punto la manona ce la mette e prende il punto del 5-11. Allora Puknik al servizio. Vediamo adesso l'attacco della Warmore. Vincente perché la difesa non riesce a tenerla nei propri metri. 12-5 adesso. Tutto il servizio di Puknik. Attenzione adesso la Warmore che... Attenzione Galbero. Difende Teli. Attacca Anello ma si salva la Rotoblast. Caterina Puknik out. 13-5. Massimo vantaggio per la Warmore, che adesso conduce con 8 punti di vantaggio il secondo set. Ilaria Sala al servizio. Piero Bono in free ball. Un'altra volta Manzano non si fa pregare. 14-5.
Adesso di nuovo Sala al servizio. Riceve Livia, 3 soldi. E stessa Livia attacca ma salva Teli. E vincente l'attacco di Martina D'Agata. Firma il punto del 15-5. Insomma, c'è poco da dire. La Warmur sta veramente dominando in ogni reparto del campo, purtroppo. Allora, Bellini per Puknik. Forse adesso, magari per fare un po' di esperienza un po' tutte le ragazze, magari potrebbe aiutare, magari farle giocare. Sala di nuovo al servizio, arriva un altro ace. Ai 16-5. È andata in blackout la Rotoblast in volano volley, purtroppo, in questo secondo set. 16-5, 11 punti di differenza tra le due formazioni. Ancora Sala al servizio, Piero Bon riceve. Galbero, salvano ancora, tirano su tutto le giocatrici della Warmur. Ancora Galbero, stavolta vincente. Finisce qui il parziale negativissimo della Rotoblast. Adesso siamo sul 6-16. Comunque ci sono sempre 10 punti di differenza. Livia al servizio, battuto sulla numero 17 Teli. L'attacco vincente. Adesso siamo sul 17-6. Adesso siamo sul 17-6. Servizio di D'Agata. Ma in pallonetto non va a buon fine. E l'attacco di Teli in pallonetto. 18-16 il punteggio. Adesso siamo sul 18-6. Pronto un altro cambio. Entra Rosita Civetta e esce Bonafini. Cambio di palleggiatore. Un 5 di stizza di Bonafini, che capisce che probabilmente non sta giocando una buonissima partita. Adesso magari vediamo se adesso Luca riesce comunque a dargli delle dritte per ritornare in campo nel prossimo set meglio. Fallo di invasione contro la Warmur. 18-7. Adesso al servizio va Rosita Civetta, la giocatrice, una delle più giovani. Arriva l'ace perché la palla va a toccare il lampione sospesa. 18-8 adesso. Ancora Civetta al servizio. Riceve il libero Swagger. Attenzione, adesso vediamo Galbero. Salva ancora Swagger. Attenzione, sbagliato l'attacco della Warmur. E adesso siamo sul 9-18. Ancora Rosita Civetta, però prima c'è il time out per la Warmur, richiesto da coach Stefano Rossi, che adesso chiede il suo primo time out in un momento che la Rotoblast stava iniziando a svegliarsi. Comunque i punti di ritardo sono comunque tantissimi ancora. Dobbiamo fare degli ottimi parziali e sperare che la Warmur ne faccia soltanto uno e noi che ne facciamo tanti, se vogliamo riportare in piedi la partita.
Abbiamo il servizio di Rosita Civetta, che vi ricordiamo è subentrata a Aurora Bonafini. Vi ricordo che intanto sono uscite dal campo proprio le due giocatrici più esperte della Rotoblast, Puknik e Bonafini. Attenzione, palla in mezzo, Murata. Vediamo adesso l'attacco sbagliato. L'attacco è sbagliato, credo della numero 3, se ho visto bene. Aurora, scusate, Ilaria Anello. 10-18 adesso. Fa tutto il servizio out stavolta. Siamo sul 19-10. Adesso Manzano alla battuta. La giocatrice più esperta di tutta la partita. Emma Galbero vincente. No, scusate, Tasciolli. Adesso Emma Galbero il servizio. 19-11 il punteggio. Tutto il servizio di Emma Galbero. Battuto, attacco vincente di Alice Teli. Adesso al servizio dovrebbe andare Ilaria Anello. Servizio su Bellini. Civetta, l'attacco di Tasciolli non va a buon fine. Pallonetto, salva Bellini. Tasciolli in bagher, Bellini in pallonetto. Pallonetto di nuovo anche della Guard. Rosita Civetta non può nulla, la palla va in rete. 21-11, 10 punti di differenza. Battuto su Bellini e arriva l'Ace. 22-11. Ritorna a marciare la Warmore. Sono a cambi. Allora Bonafini rientra al posto di Civetta e Puknik rientra al posto di Bellini. Cinque cambi utilizzati da Luca Parlatini. Adesso ne resta solo uno da fare. Servizio di Anello. De Val. Salvano la difesa della Warmore. Salva anche la difesa della Rotoblast. L'attacco di Puknik vincente. Servizio di Caterina vincente. Siamo sul 22-12. Ci sono sempre comunque 10 punti di ritardo. Battuto. Attenzione, free ball. Questa era abbastanza infida come battuta. Attenzione, pallonetto. Stavolta il muro è vincente. Perfetto, il primo muro anche per la Rotoblast è arrivato. 13-22. Pronto il servizio di De Val. Battuto con l'ausilio del net. E un'altra murata. Livia tre soldi. E Puknik, Monster Block. Adesso di nuovo De Val al servizio.
Servizio in rete. 23-14. Adesso al servizio Alice Teli. Pronto il servizio. Puknik vincente. 23-16. Servizio di Blerona, ace. 23-16 adesso. Arriva il secondo e ultimo timeout per la formazione di Stefano Rossi. Almeno possiamo dire che un pochettino la Rotoblast si è un pochettino svegliata, nei limiti del possibile ovviamente, però almeno che magari possa essere di buon auspicio per l'inizio del terzo set, perché ovviamente una Rotoblast che riesca ad attaccare sarebbe l'importante. Allora 23-16. Blerona, Tasciolli al servizio. Vediamo il suo servizio. Riceve Teli. L'attacco in pallonetto Murato. Attenzione adesso l'attacco di nuovo Murato. Attacco, stavolta vincente. 24-16 il punteggio. Ci sono 8 palle set per la la Warmore per portarsi a casa anche il secondo set, che rispetto al primo ovviamente è stato molto più dominato. Servizio di Pilepic. Provato un attacco veloce però non va a buon fine. E la numero 16 D'Agata chiude. E adesso siamo sul 25-16 e si chiude il secondo set. Non dovevamo aspettarci tanto da questa prima partita. Comunque era... Le prime partite non sono mai semplici, quindi bisogna mai partire con la certezza di vincere o con la certezza di perdere. Però non sono mai delle partite facili. Allora adesso siamo sul 25-16. Si è concluso anche il secondo set. E allora io direi che mi fermo un attimo col microfono e torniamo tra un minutino e mezzo circa. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino.
Allora, riapriamo il microfono quando siamo all'inizio del terzo set. Vi ricordiamo che i primi due set sono stati vinti dalla Warm Volley Gorle per 25-20 il primo e 25-16 il secondo. Ovviamente la Rotoblast adesso sa che per vincere la partita deve per forza vincere i prossimi due set e poi conquistare anche il tie break se vuole portare a casa almeno la vittoria. La Warm invece da adesso in poi avrà sempre la possibilità di vincere, perché un set vinto vuol dire vittoria. Perché come sempre le partite si giocano sempre al meglio dei 5 set. Primo servizio di Aurora Bonafini. E il primo punto è per la Warmor. 1-0 il punteggio. Elisa Manzano in battuta. Battuto il servizio di Manzano. Piero Bon riceve. Petruziello Muratta. Addirittura il colpo gli rimbalza addirittura addosso. (2-0) il punteggio. E già chiama il time out Luca Parlattini. Ai. Se dopo già dopo solo 2 azioni c'è già il primo time out, vuol dire che la squadra non ha recepito bene il messaggio di Luca. Ho cercato di provare a leggere un po' il labiale di Luca, però l'unica reazione è stata che allora adesso di nuovo al servizio va la numero 13. No, scusate, sempre Manzano, volevo dire, scusa, numero 10. Servizio su Piero Bon. Galbero vincente, 2-1. Emma Galbero, primo punto del terzo set. Vediamo il servizio di Emma Galbero. È in campo. Sì, è in campo. È in campo. L'ho vista in campo e per fortuna anche l'arbitro. 2 pari il punteggio. Emma Galbero ancora lei al servizio. Vediamo l'attacco della Warmor che va a buon fine. Siamo sul 3-2 adesso per la Warmor. Allora, battuto il servizio di Anello. De Val in una maniera strana ha dovuto fare l'attacco. L'attacco della Warmor stavolta disinnescato da Piero Bon. Puknik in pallonetto. Un attimino in difficoltà la difesa e sbaglia l'attacco Anello. 3 pari. Jessica De Val adesso al servizio. Tutto. Attenzione. Oh, attenzione. Petruziello. Salvano le ragazze della Warmor, però free ball. Non ci credo. Non ci voglio credere a quello che ho appena visto. Su una free ball abbiamo preso il punto del 4-3. Mamma mia. 4-3 su una free ball. Purtroppo per noi la Warmor è stata molto intelligente a metterla nel punto dove le ragazze di Luca Palladini non se l'aspettavano. Ha tutto il servizio di attenzione. Servizio di Telly che stava per diventare una palla da flipper.
nella metà campo della Rotblast. Puknik in pallonetto sbagliato, quarto tocco ovviamente. 5-3 adesso il punteggio in favore della squadra di Stefano. Attenzione, servizio. Petruzziello vincente l'attacco. Sì. Adesso siamo sul 5-4. Va proprio Petruzziello al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Vediamo. Il servizio out. 6-4. Servizio adesso nelle mani di Daniela Pilepic. Vediamo il suo servizio su Puknik. Bonafini. Disinnescato l'attacco di Puknik. Bonafini ancora. Livia Tresoldi. 5-6 il punteggio. Allora siamo adesso sul 6-5 in favore della Warmore. 2-0 il punteggio invece in set. Sempre a favore delle arancio-nere. Nelle nero-arance, scusate. Pallonetto. Out. 6 pari. Sei pari il punteggio. La palla out. Arriva il time out per la squadra della Warmore. Adesso la Rotoblast torna dopo tantissime azioni in vantaggio. Adesso Puknik al servizio. Puknik al servizio. Attacco murato vincente. 8-6. Caterina Puknik ancora al servizio dopo la murata di Livia Tresoldi. Vediamo il servizio. Attenzione. Piero Bonsalva. Galbero. In campo. 9-6. Sono pronti dei cambi. Allora il cambio è la numero 8 Ilaria Sala che lascia il posto alla numero 15 Chiara Negri. Puknik al servizio. Servizio di Puknik. Attenzione. Attacco stavolta della Warmore, non va ancora a buon fine. Galbero in pallone.
Piero Buona seduta. Elena seduta a superare qua. E adesso bisogna riscattarla subito con Pucli. Ai ai ai. Peccato, peccato. 7-9 adesso. Al servizio va Chiara Negri adesso per la Warmore Volley Gorle. Andiamo al servizio di Negri. Puknik, Piero Bon, Emma Galvero. C'è? No, non c'è il tocco. 8-9. Dai, raga, dai! Chiara Negri ancora al servizio. Resta! Battuto Piero Bon. Bonafini, 3 soldi. Invasione? Sì, fallo di invasione contro la Warmore. 10-8 il punteggio. Dai, Livia! Livia 3 soldi al servizio. Tutto il servizio di 3 soldi. Attenzione. Vincente l'attacco. 9-10. Allora adesso al servizio va la numero 16, Martina D'Agata. Palla out. 11-9 per la Rotoblas. Bonafini adesso al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Sbagliato l'attacco, il servizio di Bonafini. 10-11. Servizio a cercare Piero Bon. Galbero in pallonetto, out. 11 pari. Ci ha provato Emma a metterla sulla linea di fondo campo. Gli è andata male stavolta. 11 pari. Servizio di Manzano. Riceve Emma Galbero. Bonafini. De Val. Ancora De Val. Un attimino in tilt questa partita. Petrucciello. 12-11. Siamo sul 12-11 adesso. Emma Galbero al servizio, la capitana Rotoblas. Pronto il servizio di Emma. A tutto il servizio. Attenzione, dai, la free ball adesso. Vediamo se di sfruttarla come sappiamo fare. Petrucciello. Carlotta Petrucciello. 13-11. Vai, Carli! Ancora Emma al servizio. Andiamo sul servizio. Attenzione, messa un po' in difficoltà la difesa e arriva là il punto di Emma su questa indecisione della ricezione. 14-11. Pronto il servizio. Attenzione.
Pallonetto sbagliatissimo. Puknik Murata. Invece no. Fischiata. Non ho capito cosa hanno fischiato. Se è un'invasione o una doppia di invasione. Peccato l'invasione di Caterina non ci voleva, perché la palla l'aveva praticamente messa. L'aveva messa giù. Peccato. Piero Bon. Bonafini. Petrucciello. 15-12. Vai Jess. Jessica De Val adesso al servizio per la Rotoblast Volano Volley. Attenzione Jessica. Murata, Petrucciello. Ancora De Val in bug. Ancora De Val a fare il ruolo di palleggiatore per la terza volta. Mamma mia, se gli sta andando bene che non gli ha mai fischiato una doppia. Meno male. No. No, questa no. Questa no. Non si sono intese Emma e Jessica. Cambio, attenzione. Esce Ilaria Anello per la numero... Ma che numero è? Numero... No, numero 1. Elena Faccoetti. Servizio sbagliato di Teli. 16-13. Carlotta Petrucciello al servizio. 16-13 punteggio a favore della Rotoblast al momento. Vediamo il servizio. Attenzione, stavolta l'attacco funziona della Warburg. 14-16. Daniela Pilepic al servizio. Attenzione, Emma Galbero, Bonafini, Caterina Puknik. L'attacco viene difeso bene dalla Warmore, ma anche la Rotoblast difende bene stavolta. Livia, 3 soldi. 17-14. Allora, siamo sul 17-14. La palla adesso è nelle mani di Caterina Puknik. Ha tutto il servizio. Attenzione all'attacco della Warmore con la suglia del net. Non va a buon fine. Bonafini. Emma Galbero a sfiorare i lampioni del tetto. Caterina Puknik. Livia. Smorzato il suo attacco dal muro. Sono nell'attacco vincente stavolta. 15-17 adesso. Vai subito. Servizio nelle mani della numero 16 D'Agata. Attacco della Rotoblast non va a buon fine. Piero Bon salva. Bonafini. Un altro fallo in palleggio di Bonafini. C'è un nuovo cambio. Ilaria Anello rientra al posto della numero 1 Faccoetti. 16-17. Si sta assottigliando ancora una volta il distacco. Servizio sempre da Agata. Piero Boni in difficoltà. Puknik non va a buon fine il suo attacco. E invece quello della Warmore va a buon fine. Parità di nuovo al palalovato di Gorle. 17 pari.
Chiara Negri, no scusate, Martina D'Agata al servizio. Bonafini, Petruziello, vincente 18-17. Livia Tresoldi adesso al servizio. Servizio out. 18 pari. Servizio di Elena Pierobon. Emma Galbero, Murat out. Quindi punto della Rotoblast. Vai Emma, vai! Aurora Bonafini al servizio. Abbiamo il servizio di Aurora Bonafini. L'attacco della Warmore. Stavolta non va a buon fine perché c'è la difesa di Puknik. Emma Galbero, il pallonetto out. 19 pari. Pronto il servizio della numero 10 Manzano. Serve su Puknik. Bonafini alza un campanile. Attenzione, l'attacco della Warmore vincente, torna in vantaggio. Torna in vantaggio la Warmore, 20-19. Forse Luca è pronto a chiamare il time out. Infatti è così. Time out per la Rotoblast. Insomma, un terzo set che sembrava mettersi sulla buona strada per la Rotoblast, e adesso la Warmore ha ricominciato a ritornare a mostrare un po' di quel bel gioco che si era visto soprattutto nel secondo set. Adesso la Rotoblast è tornata in svantaggio di un punto. Vi ricordo che i primi due set si sono conclusi per 25-20 il primo e 25-16 il secondo in favore della Warmore, quindi la Rotoblast non ha nessun'altra scelta che vincere se vuole vincere questo set, se vuole mantenere la partita ancora in bilico. Se no la Warmore, se vincesse questo set, arriverebbe alla vittoria. Squadre nuovamente in campo. 20-19 il punteggio a favore della Warmore. Elisa Manzano al servizio per la formazione nero-arancio. Serve su Piero Bon. Bonafini, Emma Galbero. Difesa il suo attacco. Però c'è una free ball adesso che bisogna sfruttare. Bonafini per Emma Galbero, ancora in pallonetto. Salva ancora. Pallonetto stavolta. Salva anche Elena Pierobon. Petruziello. Warmore ancora in attacco. Puknik a salvare. Petruziello in bugger. Emma Galbero. Sbagliatissimo l'attacco di Emma Galbero. 21-19. Elisa Manzano ancora lei al servizio. 2 punti di vantaggio della Warmore. Volley Gorle, che vede sempre di più il traguardo avvicinarsi. Petruziello in free ball. La Warmore che adesso ha una grande chance che sfrutta. 22-19. Ancora Manzano al servizio. Ci stiamo avvicinando all'epilogo di questa partita molto probabilmente. A meno che la Rotoblast non ci sorprenda, come in questo caso con Caterina Puknik. 20-22. Emma Galbero al servizio.
Vediamo il suo servizio. L'attacco della Warmur. Galberos in difesa. Petruziello vincente. 21-22. E adesso c'è un punto a separare le due formazioni. Vediamo il servizio ancora di Emma Galbero. Vediamo l'attacco della Warmur. Murata. Attenzione, il pallone di Murato stavolta. Non c'è il toccamuro. Non c'è il toccamuro. 22 pari. Adesso arriva il richiamo ufficiale per la Warmur. Il prossimo sarà un richiamo col cartellino. 22 pari il punteggio. Emma Galbero ancora lei al servizio. Serve. Adesso la Warmur prova l'attacco. Murata! 23-22, dai! 23-22, dai! Arriva il time out per Stefano Rossi. Ed adesso si giocherà a carte scoperte perché i time out sono finiti. 23-22 il punteggio a favore della Rotoblast. La Rotoblast sa che adesso o vince questo set. Di nuovo le squadre in campo. 23-22. Emma Galbero al servizio. Ancora lei. La capitana Rotoblast al servizio per le biancorosse. Servizio e Is! 24-22. Adesso c'è il cambio. Entra Ilaria Sala ed esce Chiara Negri. Quindi rientra la capitana. La capitana. Palla set per la Rotoblast. Servizio di Emma Galbero. Attenzione. Piero Bonsalva. Bonafini. Petruziello. Attenzione. Bonafini. Pugric! 25-22. Ecco la Rotoblast che ci piace vedere. 25-22. Mamma mia. La prova di riscatto è arrivata. 22-25 alla fine di questo terzo set. E la Rotoblast ci ha tenuto a dire alle proprie avversarie che non vogliono andare a casa ancora. Mamma mia, adesso piccola pausa e torniamo tra poco. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino.
Allora, siamo di nuovo in diretta dal Palla Lovato di Gorle, in provincia di Bergamo. Insomma, si pensava che la squadra di Luca Parlatini era pronta a salutare la partita dopo anche questo terzo set, ma invece ha fatto una grande prova d'orgoglio e si è portata a casa questo terzo set per 25-22. Mamma mia mamma mia che set comunque. Si ritorna in campo. Allora siamo sul 2-1 in favore della Warmore. Ovviamente la Rotoblast deve assolutamente vincere anche questo quarto set per almeno portarsi a casa un punto e almeno il tie break, che per come si era messa la partita sarebbero è oro proprio. Primo servizio fidato alla Warmore. Deval. Ovviamente adesso la mentalità si deve comunque resettare. Emma Galbero. Jessica Deval. Vincente! Primo punto di Jessica Deval. Siamo sull'1-0 adesso. Aurora Bonafina al servizio. Attenzione, l'attacco vincente. Tutto ok per Elena. Servizio la Warmore. Uno pari punteggio. Attenzione Emma Galbero che si è dovuto sforzare per salvare questa palla. Mamma mia, Piero Bonco da disinnescato. Attenzione, attacco Muratto. Muratta, un'altra volta. Questa volta salva la difesa. Piero Bonimbager, Emma Galbero 2-1. Mamma mia. In battuta Emma Galbero. Piero Bonis deve salvare anche Pucni. Carlotta, mamma mia, ma 3 salvataggi miracolosi. E no. No, era nel nostro campo, era nel nostro campo, era la palla. No, ti è sembrata a occhio. Era dal nostro campo, era. Servizio di Ilaria Sala. 2 pari punteggio. Ace. Dita attenzione Puknik, Piero Bon su chi doveva andarla a prendere questa palla. 3-2, vantaggio Warmore. Attacco di Pietrussello, stavolta non va a buon fine. Attenzione Galbero. Bonafini. Puknik. Salvala. Il libero. Pallonetto. Petrussiello. Salva. E deve anche attaccare subito. Ed è vincente. Carlotta Petrussiello. Servizio di Deval. Tensione.
Mamma mia, Bonafini deve concedere una free ball con questo salvataggio. Bonafini. Emma Galbero salva Sala. L'attacco Muratto. Puknik. Free ball concessa da Schwager. Attenzione, Petrucciello. 4-3 adesso per la Rotoblas. C'è ancora Deval al servizio. Schwager. L'attacco di Anello stavolta non va a buon fine. Bonafini. Puknik. 5-3. C'è già un cambio pronto forse per la... Attenzione, cambiano i liberi adesso. Odoli entra al posto di Schwager. Ancora Deval in battuta. Stavolta la palla si spegne in rete. Siamo sul 5-4 adesso. Il servizio di D'Agata. Galbero riceve. Arriva l'ace. Parità. 5 pari. Ancora il servizio d'Agata. Stavolta riceve Puknik. Bonafini. Petrucciello. Mamma mia che bomba. Però Livia 3 soldi. Ancora proteste da parte della numero 17 Teli. 6-5 il punteggio. Brava Livia! Attenzione, Petrucciello al servizio. Attacco velocissimo. Piero Bon. Invasione di Livia che chiama. Fa il mia culpe e attenzione. Manzano al servizio. Ace. Ancora un ace alla stessa maniera del primo ace di questo terzo set. Vantaggio Varmor. Pronto il time out probabilmente per la squadra di Luca Parlatini. Chiamato time out per la squadra di Luca Parlatini. 7-6 il punteggio. Insomma, due ace a distanza di pochi punti uguali proprio. E adesso di nuovo vantaggio della Warmore, che sa che se vince questo set porterà a casa la partita. La Rotoblas invece sa che vincere il set vuol dire mantenere ancora viva una piccola speranza. Servizio di Manzano su Puknik. Bonafini anticipata. Aurora Bonafini per Puknik. Salva Manzano. Sala in bagger. Anello attacca ma non va a buon fine perché c'è la difesa di Galbero. L'attacco di Livia 3 soldi. Parità di nuovo. 7 pari. Adesso al servizio va Caterina Puknik.
tutto il servizio. Attenzione. Vincente l'attacco di Teli. Siamo sull'8-7. A 7 il punteggio per la Warmore. Servizio di Sala che non va a buon fine perché la palla si spegne out. Quindi torna di nuovo la parità al palla Lovato di Gorle. La Rotoblast che deve assolutamente continuare a fare punti se vuole mantenere accesa la miccia della vittoria. Batte Livia. Attenzione, Murata, Deval. Jessica. 9-8. Ancora Livia, 3 soldi al servizio. Battuto. Attenzione. Puknik in difesa. Emma Galbero, Murata, Petruzziello. Ancora Emma Galbero in pallonetto stavolta. Attacco veloce, out. Out, no. Sì, la palla è in campo. Nove pari il punteggio. Vediamo il servizio di Teli. Attenzione, messa un po' in difficoltà la ricezione della Rotoblast. Pallonetto. Siamo sul 10-9 adesso. La Warmore che prende questo punticino che vale il vantaggio. Allora 10-9 il punteggio. Ancora Teli in battuta. Piero Bon, Puknik, Emma Galbero. Attenzione, andata bene questa volta la Rotoblast. Dieci pari adesso il punteggio. Rotto il servizio. Attenzione l'attacco. Non va a buon fine Emma Galbero. Neanche il suo attacco va a buon fine. Dai, adesso sfruttiamo questa free ball con Petruzziello. L'attacco sbagliato. 11-10. Allora Daniela Pile Pic al servizio per la Rotoblast. Piero Bon riceve, Deval attacca ma senza successo. L'attacco out. Adesso iniziano a venire fuori i nervi tesi adesso anche nelle due formazioni perché Emma Galbero al servizio. Siamo sull'11 pari. Battuto il servizio. Manzano Murata. Ma insomma, ha visto l'invasione ma non ha visto la doppia. No, ho detto infatti, ha visto l'invasione ma non ha visto la doppia, ho detto. 12-11 punteggio.
E adesso Puknik. Attacco di Puknik. Hanno tirato su l'ennesima palla difficile. Puknik stavolta vincente. 12 pari. Brava Castle! Non proprio tutto, 12 pari. Vai, E Jessica De Val al servizio. Battuto il servizio. Vincente l'attacco. Vincente l'attacco di Livia. 13 pari. Battuto il servizio. Free ball che bisogna sfruttare. Bonafini. Livia 3 soldi. Vai, Vaghi! Vincere! Attenzione, l'Ace 15-13. Carlotta Petruziello. Ace. No. Guarda dentro! 14-15. La palla secondo me era in campo, però l'arbitro non era di questo avviso. Attenzione, Bonafini. Livia 3 soldi Murata. Galbero ha provato una free ball. È out. 16-14. E adesso questo set lo vince chi riesce a mantenere i nervi calmi, perché qua ci si sta giocando. Arriva il time out per la squadra di coach Stefano Rossi. Vai, Bolano! Allora, di nuovo in campo 16-14. Caterina Puknik al servizio per la Rotoblast. Battuto il servizio su D'Agata. L'attacco vincente di Anello stavolta 15-16.
Servizio di Anello, out, 17-15. Vai lì! Livia 3 soldi al servizio, 17-15 punteggio. Stavolta la palla si spegne in rete. Servizio di Tela, Bonaffini, Emma Galbero, out. 17 pari. Ristabilita la parità al palla Lovato. Contro il servizio ancora di Tela. Puknik, Bonaffini. Free ball di Petruzziello. Attenzione che la Warmo potrebbe portarsi in vantaggio. Murata. Attenzione. E arriva il punto del vantaggio. 18-17. Allora, scusate. Alice Teli al servizio, ma prima c'è il time out per la squadra di Luca Parlatini. Adesso bisogna davvero prestare la massima attenzione, perché ovviamente qui ogni palla scotta tantissimo e ogni punto potrebbe risultare quello decisivo. Quindi bisogna essere davvero attenti a non fare il minimo errore, perché qui lo potresti pagare a carissimo prezzo. Di nuovo in campo le squadre. 18-17. Allora ragazzi, siamo verso le battute finali di questo quarto set, che potrebbe essere quello finale. Siamo pronti, Vediamo adesso il servizio ancora di Alice Teli. Battuto. Emma Galbero riceve. Bonaffini. Emma Galbero vincente. 18 pari adesso. (18 pari adesso). 7 punti a separare entrambe le squadre dal 25esimo punto, che vorrebbe dire o vittoria per la Warmore o tie break per la Rotoblas. Aurora Bonafini al servizio. Attenzione. Battuto. Murata. Attenzione. Attenzione di nuovo. Muro unico. E stavolta passa l'attacco. 19-18. 19-18 punteggio. Il servizio per la Warmore va alla numero 11 Pile Picks, ho visto bene. De Valmur. Stavolta ci sta, stavolta. 19 pari. La palo di portata. Una nettissima la portata. Emma Galbero al servizio. Attenzione. Piero Bon difende. Petruzziello prova ad attaccare, ma è un pallonetto che purtroppo non sortisce l'effetto sperato. E invece l'attacco della Warmore sì. 20-19. Inter 19. Attenzione. Oh mamma mia. Attenzione. Purtroppo va a buon fine il pallonetto. 21-19.
Di nuovo 2 punti di vantaggio per la Warmore, che si sta sempre di più avvicinando al traguardo della vittoria. In zona al servizio Puknik, Bonafini, Petruzziello vincente. 21-20. Il punteggio. Attenzione al servizio di Jessica De Val. Attenzione, vincente l'attacco di D'Agata. 22-20. Martina D'Agata, l'autrice dell'ultimo punto al servizio adesso. Siamo vicini all'epilogo del quarto set. Attenzione, riceve Emma Galbero. Petruzziello, stavolta il suo attacco viene disinnescato. Emma Galbero ancora in difesa. Puknik, Caterina. 21-22. Vai Carli! Carlotta Petruzziello, 22-21. Attenzione. Vediamo. Attenzione, l'attacco passato in ottimo modo. 23-21. Il punteggio. Manzano al servizio, riceve Puknik. Bonafini, Livia, 3 soldi, out. Chiede il Togo che non c'è. 24-21. E adesso la Warmore ha a disposizione 3 palle match per portarsi a casa i 3 punti. Battuto il servizio su Puknik. E Puknik che deve attaccare. La palla però è out. Purtroppo la palla è out. 25-21. 3-1 per la Warmore, che vince la prima gara della stagione. La Rotoblast purtroppo la prima giornata dopo 3 stagioni consecutive in cui ha vinto sempre la prima. Purtroppo la prima partita purtroppo si chiude con una sconfitta per 3-1 e purtroppo grandi rammarici per il secondo e primo set. Allora, noi siamo ormai alla fine della nostra diretta. La Rotoblast Volano Volley perde la prima di campionato per 3-1 e resta a 0 punti dopo 3 stagioni in cui la prima l'hanno sempre vinta. Purtroppo questa volta la prima di campionato viene arrivata con una sconfitta. L'appuntamento allora è per sabato prossimo alle 20:30 all'Arena Biancorossa, quindi mi raccomando, il pubblico, cercate di esserci, che le ragazze hanno davvero bisogno di voi, quindi cercate di esserci sabato prossimo contro la Dolcos Volley Busnago. Noi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, Alan Berloff alla regia. L'appuntamento è per sabato prossimo. A tutti voi l'augurio di una serena notte.